È una gioia cominciare una giornata ricca di incontri con voi. Saluta così i ragazzi e gli operatori del CEOD di Padova il premier Mario Monti nella sua seconda giornata in Veneto, iniziata dove era terminata quella di ieri, cioè nella città del Santo, dove il professore era arrivato in serata. Stamane nel centro occupazionale Monti ha parlato del connubio tra mercato e sociale, possibile se si crea un mercato disciplinato, regolato, senza abusi, dove, spiega il professore, possa esprimersi la vitalità delle imprese grandi e piccole di cui è ricca questa parte del paese. Un mercato di quel tipo debba lavorare insieme a un sociale di questo tipo. Ieri invece Monti aveva fatto tappa al collegio Brandolini di Oderzo, dove dal palco aveva spiegato la sua volontà di unire le forze del mondo civile e della politica, ad una condizione però aveva sottolineato che si erano tutti pronti a mettere in atto le riforme necessarie. Che hanno voglia di battersi per le riforme, per modernizzare il Paese, per eliminare molta burocrazia, per ridurre il costo della politica. Noi nella prima riunione del Consiglio dei Ministri dimezzeremo il numero dei parlamentari. Riduzione dei parlamentari dunque tra i punti del programma di Monti, ma riduzione anche delle tasse. Per una responsabile e graduale riduzione del peso delle tasse, a cominciare dall'IMU sulla prima casa già nel 2013 e così anche in materia di IRAP e di IRPEF è possibile avere graduali riduzioni. E a proposito delle spinte autonomiste che caratterizzano questo territorio, meglio un paese funziona, più è amministrato bene e con saggezza, più si stemperano le pressioni autonomistiche.